brutta auto. Cosa stiamo giocando, ragazzo? A GTA io sto andando sempre fuori strada perché ci sono i motociclisti che mi vanno addosso e anche altre auto. Ho capito. Come questa qua che ora le voglio andare addosso. Ok, però non bisogna dirlo alla mamma che stiamo giocando a GTA. Già. Anche perché prima abbiamo occupato un cervo che ci ha attaccato alla strada. Due. Due cervi? Sì. Porca miseria. Uno prima e uno secondo. Comunque la tua madre mi ha detto una cosa intelligente, di andare a vedere se si è liberato il posto del parcheggio col drone. Hai capito cosa servono i droni qua? A capire se è libero il parcheggio. Sono arrivati altri due. Shall we? Might as well get started. If the paperwork's correct, the alarm will be a relic. We should be in and out before the local PD knows what... Fritz, vieni. Aiuto. È una figata, perché qualcuno ha imparato a usare il bidet, no? E allora è mezz'ora che usa il bidet. Ti piace il super bidet, Adesso siamo a giugno, devo dire che con queste giornate è chiaro che puoi fare quello che vuoi. Puoi permetterti ad esempio di fare andare l'Xbox sotto inverter con monitor a 28 pollici e contemporaneamente caricare anche in 10-15 A. Si potrebbe fare molto di più, solo che il mio impianto adesso a giugno è ancora momentaneo, ok? Quando mi installeranno poi le batterie al litio definitive si regolerà anche l'impianto di Pulming, quindi momentaneamente i pannelli stanno caricando tipo a 25 A anziché i suoi 60 che facevano di solito. Però ripeto, chi se ne frega, cioè puoi usare tutto quello che vuoi, le batterie sono sempre piene perché inizia a esserci luce dal mattino fino alla sera praticamente, perché insomma le giornate sono molto allungate. Fritz, Dimmi. ho sbloccato lo Yeti. Vabbè, ma sei ancora ferma a quello schema là. Io non gioco se non vai avanti di schema. Fai te. Sì, lo so, scarico le cose sui bambini, esatto. Faccio fare il lavoro minorile di andare avanti con gli schemi di Lego Movie. Ok, bravo Pampino che sei andato avanti con lo schema. E allora adesso arrivano i rinforzi. Ora il mago ci vede. Io sono Shakespeare. Aspetta, perché mi ha spiegato la gentil fidanzata cos'è questo boom, cioè mi hanno spiegato il boom dei topolini in montagna e mi hanno spiegato il boom delle macchine a Jesolo. Praticamente, siccome ormai i tempi sono cambiati da una volta, adesso siamo tutti ricchi sfondati, allora mi ha spiegato che magari arriva la moglie in albergo, nella struttura, poi la raggiunge il marito e poi cos'è che avevi detto? Ah sì, anche una compagnia, 4 ragazzi con 3 macchine. Cioè, 4 tosati con 3 macchine, hai capito? E quindi è ovvio che dopo il paese Poreto si riempie e non c'è proprio spazio più per nessuno, neanche per andare in spiaggia. Però noi abbiamo un ottimo spazio, guarda posto che abbiamo. Dove siamo noi è pericolosissimo, difatti io sono dentro perché se lasci le macchine in queste zone o i camper te li aprono, ti spaccano i vetri come ogni anno, insomma. Pensa ragazzo, che stavo leggendo prima nel Singanolefono, no? Un articolo sui pro e i contro delle nuove tecnologie, della tecnologia in generale, no? Sembra quasi un ricollegarsi al video che avevo girato un paio di giorni fa. In questo articolo mi ha colpito perché è una cosa sulla quale mi sono fermato un attimo a riflettere tempo addietro, no? Mi ha colpito il fatto che viene additato come contro il controllo che hanno su di noi tramite le tecnologie. Attenzione, è tutto vero. Ovvio che ci può essere un controllo di tutto quello che diciamo, della voce, fidati, qualsiasi dispositivo smartphone può essere veramente utilizzato come cimice e può dire veramente tutto di noi. Questo lo provavamo tantissimi anni fa con i miei colleghi che giocavamo, no, con questo virus, questo Trojan, dove tu poi potevi veramente fare tutto, qualsiasi cosa, potevi attivare la fotocamera, registrare, vedere le chiamate, potevi fare veramente qualsiasi cosa con quel telefono e senza che la vittima se ne accorgesse, no? E in questo articolo, adesso per non allargarci troppo,
In questo articolo dicevano che come contro c'è questo controllo, però vedi come esempio, no? Hanno citato il fatto di questo americano che aveva ucciso la moglie. E allora dallo smartwatch, l'orologio digitale della moglie, hanno visto che all'ora tot c'è il battito cardiaco è salito. Dallo smartphone del tipo hanno visto che si è spostato da una stanza all'altra, eccetera, perché hanno i contapassi, eccetera, 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 e hanno ricostruito la scena del delitto. Però io dico sempre, e questa cagata della privacy personalmente non l'ho mai capita. Io che ho la coscienza a posto, che cazzo me ne frega se mi controllano quanti passi faccio, dove vado, con chi ero, eccetera. Chi se ne frega? Cioè, che danno possono arrecarmi? Che degli sconosciuti sanno che io ho fatto una foto col GPS in questo posto piuttosto che dopo mi sono spostato nell'altro. Che cavolo me ne frega? Se io non sono un terrorista, un delinquente o un evasore di grandi numeri del fisco, cosa me ne frega? Cioè, vivo la mia vita tranquillo, non ho problemi a mettere su Facebook, su tutte quelle cagate di social network, eccetera, le mie cose. Vedi anche i video su YouTube, cioè quando non dai tipo l'indirizzo della tua casa piuttosto che i dati del tuo conto bancario, della carta di credito, eccetera. Io non lo so, probabilmente sì, sono un po' un essere a parte, con una mentalità abbastanza a parte, che si scontra, no, con questa visione borghese del dover difendere con le unghie e con i denti la privacy. Ma veramente, ragazzo, io non capisco, cioè, chi se ne frega. Uguali i telefonini, il discorso dei cookie. Allora, i cookie, per quanto riguarda l'aspetto commerciale, quindi andiamo fuori dal tuo essere terrorista, Bin Laden, eccetera, eccetera, i cookie servono a raccogliere tutte le informazioni su di te, i tuoi gusti, l'età, i siti che visiti, le cose che ti piacciono, che ti comprano, eccetera, per crearti una pubblicità calzata a pennello. E allora lì tutti con la fissa di sti software, sti app che puliscono le cache, i cookie, i browser che ti proteggono, eccetera. Ma chi se ne frega? Cioè, se mi fanno la pubblicità su misura, altro non può essere che un bene. Cioè, io sono appassionato di informatica e mi arriva la pubblicità tipo delle GoPro e di quelle robe là. Dopo sono io che decido se comprarla o no, hai capito? Non mi arrivano magari le pubblicità degli assorbenti, ecco, perché magari dicono può non piacergli, può non avere l'accessorio che necessita di questi assorbenti. Spariamogli le GoPro, spariamogli le Sony, spariamogli le cose della Apple, cioè, capisci? E niente, io da quando è uscita sta moda della privacy, che veramente mi è sempre stata nelle scatole, perché non ci ho mai trovato un senso. Ma quando io dico un senso, non intendo il senso teorico che tirano fuori tutti e gli trovano mille giustificazioni. Intendo il senso pratico, cioè cosa cambia veramente nella mia vita. Che sti sconosciuti, che non gliene frega un cazzo di me, per un millisecondo sanno, senza veramente conoscermi, che sono andato in un posto, che ho comprato sta roba e... Chi se ne frega, chi se ne mago alla strega. Ed io non è che provo questo grande contrasto contro la privacy, no? Ok? Io provo questo grandissimo contrasto, questo obbligo a combattere contro tutte queste dissonanze cognitive, contro tutte queste incoerenze, queste cose sceme, senza senso, voglio dire, perché... Ritorniamo un attimo nei dettagli. Può non essere carino che te ti vedi beccato con l'amante che limonate magari su Google Street View, no? Sai, quello delle mappe che fa le foto. Ma non capisco tutto il resto, cioè la protezione dei siti in cui navighi, eccetera. Ma chi se ne frega? Ma gli do anche il colore delle mie mutande, anche quello interno, voglio dire. Però attento, ragazzo, perché quando vedi come me cresci anarchico, ti metti contro il gregge, no? E mettendoti contro il gregge, o chiamano il pensar borghese, la massa, la maggioranza, inizierai a star sul cazzo a tutti, no?
perché da sempre la minoranza è stata additata e attaccata dalla maggioranza, un po' ad esempio una volta i neri, cioè il diverso è la minoranza, no? I neri piuttosto che non so, gli omosessuali o piuttosto chi aveva idee politiche diverse o idee religiose, hai capito? E sta gente, niente, una volta, vabbè, veniva bruciata in piazza, fatta a pezzi, gli infilavano pezzi di tronco non molto simpatici su per il buchino. Oggi invece questa gente viene discriminata, offesa o comunque anche se non arriviamo all'offesa diretta, c'è l'offesa indiretta. L'offesa indiretta è la considerazione che hanno di te, no? Per quanto nessuno possa guardarti storto o dirti, no, rimproverarti su quello che fai, su come ti muovi, comunque tu a livello inconscio sai, percepisci, ma sai che la maggioranza, se tu compi una determinata azione, che per carità non fa del male a nessuno, ma va contro le abitudini del gregge di pecoroni, gli starai sul cazzo a tutti. Per me sta roba è il mio pane, perché ti dico da youtuber o ti fai odiare forte o diventi un po' l'influencer. L'influencer cosa deve essere? Deve essere il pagliaccetto, la marionetta che si sposa al meglio con i gusti e le abitudini della maggioranza. Nel mio caso, il mio essere, nel mio caso, per carità, nel caso di tanti, vabbè, però ci sono solo io qua, quindi parlo del mio caso, c'è questo non dover necessariamente farsi odiare, cioè non ho il motivo per farmi odiare, non ho neanche il motivo per aver bisogno di visibilità o di apprezzamento, perché visibilità e apprezzamento, e questo vabbè fino a quando ho compiuto la simpatica età dei 15 anni non ho bisogno dell'approvazione di nessuno, cioè io veramente ho sempre difeso con tutta la mia anima e tutta veramente la mia rabbia il fare quel cazzo che voglio. E per quello anche spesso ho voluto abbandonare sto canale, no? Perché la gente pensava di me come il full timer, quello che doveva andare in giro, fare le cose. Io invece no, io sono quello che fa quel cacchio che vuole. E sentire questo dovere, no? Seppur magari anche non te lo dicano direttamente, mi fa sentire schiavo, mi fa sentire pecora. E è l'ultima cosa che io voglio essere. Sono libero da più di una ventina d'anni, sono libero e voglio continuare a essere libero e morire libero. Non abbiamo buttato il discorso su un'altra strada, no, perché tu le strade puoi sempre ricongiungerle. Siamo arrivati, no, a questo desiderio di libertà, di morire libero, e ritorniamo pure sulla privacy. Il non fregarsene di sta privacy, ok? È essere liberi, a meno che non ti porti dei danni tangibili. Ripeto, io sono uno spacciatore, facciamo finta, mi mettono la mia foto che spaccio su YouTube, su internet o su Google Maps, su Google Street View. Allora in quel caso va contro i miei interessi e non mi va bene. Uccido la moglie, c'è la foto di me che esco, no, tutto sporco di sangue con la motosega, non va bene, cioè va contro i miei interessi, hai capito, che vengo ripreso in quel momento, ma che mi vengono a guardare che cacchio compro su internet, chi se ne frega, cioè non è che dicono Singano o Yuri Bertoldero va a comprare, non so, il vibratore per l'amorosa piuttosto che altri svaghi erotici, no, semplicemente ti creano delle pubblicità apposte o creano delle statistiche di mercato, eccetera. Quindi, vedi, sono contrario, sì, alla... Niente, ritorniamo sempre lì, semplicemente mi sta sulle balle ste robe. Io veramente iniziai a rifletterci pesantemente su ste robe, ma veramente pesantemente all'età di 15 anni. Alle 15 anni ero veramente un gran teppista, però dimenticando un attimo l'immagine che puoi farti tu del teppista, ero comunque un grandissimo anarchico da quella tenera età, perché non mi hai mai visto con orecchini, non mi hai mai visto con tatuaggi, non mi hai mai visto con abiti alla moda, non mi hai mai visto in locali alla moda, ok? Ma
La vera anarchia, però vabbè, la spiegherò più avanti con calma perché devo fartela entrare bene, non è l'andare contro quello che fa la società, no? Perché se no sei un punk, sei uno di quelli, un hipster, sei uno di quelli che si fa i tatuaggi, eccetera, eccetera, eccetera. Sei sempre un qualcuno, cioè un schiavo di qualcosa, perché per essere un punk devi seguire delle regole, no? Devi bere birra, ruttare, lanciare le bottiglie, devi avere la cresta, i giubbotti in pelle, le spillette, le borchie, eccetera. Cioè, ho fatto l'esempio dei punk, no? Perché secondo me è stata la più grandissima offesa all'anarchia, no? Perché questi punk si facevano anche il disegno di anarchia. L'anarchia è fare veramente quel cacchio che vuoi e poi si apre un altro mondo per capire cos'è che realmente vuoi, però anarchia non è andare contro il sistema per forza, cioè della serie il sistema sono tutti con la barba ben tagliata, giacca e cravatta, allora io apposta, no, mi creo quest'altra immagine parallela, perché alla fine quello è il gioco, dove io ho la barba lunga, dove ho i capelli color fucsia piuttosto che verdi, eccetera eccetera eccetera, hai capito? No, la vera anarchia è, può benissimo essere, ti faccio un esempio sciocco, stupidissimo, ma per farti arrivare meglio, che io mi vesto in giacca e cravatta perché ho voglia di vestirmi in giacca e cravatta e ho magari la cresta viola, ma perché realmente mi piace la cresta viola, non perché è moda, non perché voglio essere contro il sistema, non perché voglio apparire diverso, non perché voglio sentirmi diverso, perché se io devo sentirmi diverso facendo questi giochetti non sono assolutamente diverso, ho semplicemente fatto parte di un'altra squadra, punto. Eccolo. Vai Sigari!